pomeriggio agli ospiti in sala e buon pomeriggio anche ai telespettatori di Tele4. Questo incontro dell'Associazione Culturale Studium Fidei è organizzato in particolare con l'Unione Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori. E ringraziamo per la partecipazione della Presidente, la professoressa Anna Maria Rondini, che è anche docente di religione al Liceo Dante Carlucci. Un grazie anche al dottor Cristian Tosolin, che è social media manager del Comune di Trieste e direttore della testata digitale popolare.it. E ovviamente a Monsignor Ettore Malnati, che oltre ad essere il presidente dell'Associazione Culturale Studium Fidei è anche uno stimato teologo, ma anche un educatore che per decenni all'interno dell'oratorio della parrocchia di Nostra Signora di Sion ha fatto crescere e ha contribuito alla crescita di tanti ragazzi. Oggi parliamo di giovani tra realtà reale e virtuale, don Ettore, e quindi di conseguenza cosa è cambiato in questi anni? Ormai si parla di digitale, si parla di intelligenza artificiale, si toccano temi che riguardano direttamente la crescita di tutti i giovani dei nostri giorni. Che finalità ha secondo lei un tema di questo tipo da affrontare all'interno degli appuntamenti dello Studium Fidei? A me sembra che questo argomento sia un argomento di grande importanza proprio per il progetto educativo a largo raggio, sia nelle varie scuole primarie, secondarie, cattoliche, non cattoliche, statali e anche, diciamo, libere, perché il mondo giovanile nasce con la curiosità del digitale e quindi diventa importante educare a questa relazionalità. Dicevo l'altro giorno a Tele4 che proprio andando in sala d'aspetto di un medico, vicino a me c'erano due giovani che usavano il telefonino tutto il tempo e che a me piace un po' coinvolgere le persone, domando a uno: ma a chi stai telefonando? E lui mi dice: a quello vicino. Quindi non una relazione, diciamo, normale dal punto di vista materiale e fisico, ma proprio attraverso anche il telefonino, nonostante che non ci fosse una distanza che necessitava questo. Dunque, per dire che diventa importante come noi aiutiamo i giovani alle relazioni, diciamo con i genitori, cioè intergenerazionali, relazioni tra loro, relazioni anche con l'informazione e anche la relazione con la ricerca. Ecco, io insegno a Lugano, ho dei giovani e non giovani che affrontano la tematica filosofica o teologica e ben volentieri, senza doversi spostare in biblioteca, non so, di Berna, Lucerna o Ginevra, con l'intelligenza artificiale costruiscono una piattaforma. Ma non può rimanere lì. La piattaforma è un primo gradino. È necessario poi approfondire sulla veridicità di quello che viene presentato, sulla dimensione critica, quindi è necessario educare a questi strumenti, perché il demonizzare questi strumenti non porta a nulla. L'educare invece, mettere a fuoco la positività ma anche il rischio, diventa l'oggetto proprio perché l'intelligenza umana possa trovare la sua strada e si fanno crescere così i giovani in un senso di responsabilità etica, scientifica e anche culturale. Ecco, la ragione per cui abbiamo voluto organizzare questa tavola rotonda è proprio per questo. Quindi la professoressa Rondini dal par suo presenterà proprio questo aspetto, diciamo, dell'educare e il professor Tosolin presenterà l'aspetto anche di una recettività, cioè di quelle che possono essere anche le conseguenze positive e negative di questa relazionalità. Io credo che la crisi di oggi, ecco, è una crisi dell'educare, quindi è necessario affrontare questo argomento con serietà, non così con faciloneria, semplicemente con un giovanilismo che non serve a nessuno, ma con una valenza
da parte di chi è impegnato a formare i giovani e da chi sente quello che può essere, diciamo, la dimensione di pericolo che può avere una dimensione superficiale nei confronti di queste relazioni. Quindi io mi auguro che questa nostra tavola rotonda possa servire a tutte le persone della nostra regione. Di solito sono 23.000 coloro che visualizzano i nostri incontri, proprio perché si rifletta su questo. Non si viva così alla giornata o nella superficialità oppure nella eccessiva paura, ma entrare in una realtà di un equilibrio educativo e culturale, grazie al quale noi possiamo attraversare questo momento importante di una transizione per quanto riguarda la comunicazione, ma anche coinvolgendo la responsabilità, ma anche la dimensione etica. Questa è la ragione per cui noi abbiamo voluto questa tavola rotonda che va ovviamente a tutte le persone, ma anche le comunità del nostro Friuli Venezia Giulia. Monsignor Malnati ha toccato tanti argomenti. Professoressa Rondini, però, cominciamo a capire qual è il significato profondo dei due termini, no? Reale e virtuale. Qual è la differenza? Sì, buonasera a tutti. Credo che noi molto spesso li usiamo in maniera opposta e antitetica, no? Virtuale o reale, ma non è proprio così, nel senso che il contrario di reale non è virtuale, ma è casomai irrealtà, no? Qualcosa che proprio non esiste. Invece esistono due realtà. Come diceva lei, la realtà reale, che possiamo chiamare anche in altri modi, no? La realtà empirica, la realtà che noi possiamo sperimentare concretamente, e poi esiste un'altra realtà che è altrettanto vera, che è la realtà virtuale. A me piace andare a scavare nell'etimologia dei termini, perché trovo che sia qualcosa che ci porta in profondità, ma ci porta soprattutto su esperienze di senso che non sono le nostre, neanche contemporanee, ma hanno fatto nel passato, no? Tantissime generazioni, tantissime civiltà. Allora, per esempio, la parola reale deriva proprio da res, che è la cosa in latino, no? Intesa in quello che anche di fisico c'è, che ci mette in una condizione. La cosa è condizionante, ha molto potere su di noi, no? Lo stato delle cose. E noi intendiamo come reale anche come effettivo, come quello che veramente, no? Funziona e sta nella realtà. Però reale ha anche un'altra derivazione che io trovo tanto interessante, che ho scoperto grazie all'invito di Don Ettore, deriva da rex, proprio dal re, inteso come potere superiore, qualcosa che è maestoso, è regale, è eccezionale in un certo senso, no? Quindi reale anche come qualcosa che ha un significato particolarmente importante. La realtà ci vincola, cioè ha una certa importanza. La parola virtuale ha anche due derivazioni, due connotazioni, due letture, come spesso nell'etimologia succede, no? Non c'è mai una linea dritta, univoca. La prima è molto interessante e deriva da vir, nel significato proprio di virile, no? Quindi uomo, ma nel senso di maschio, inteso nel senso di forzuto, noi potremmo dire quasi palestrato come espressione, il guerriero per esempio, quello che porta la forza, che non è solamente una forza sua, ma porta la forza per difendere tutta una comunità, no? Quindi
quindi vir nel senso proprio di uomo con la barba, da cui deriva anche virtus, cioè un'esperienza di forza, di facoltà, di potenza, no? Da cui deriva poi il nostro virtuale. Infatti noi diciamo sì, la realtà dei fatti è questa, ma virtualmente potrebbe, no? C'è una forza che non è solo quella attuale, ma che si può anche scatenare nel tempo se si danno alcune condizioni. L'altra invece derivazione, che è anche così interessante, è che deriva la parola virtus come una specie di allenamento alle cose, cioè virtuale è anche, l'ha già citato Don Ettore, mettersi nelle condizioni ideali per poter esercitare un qualcosa che poi andiamo ad esprimere. Io credo che quando noi parliamo di realtà virtuale prendiamo tutto questo, no? Quindi non sono in opposizione le due cose, non sono da usare come contrari l'uno dell'altra, vanno riprese però in quello che è, come posso dire, univoco e condiviso dei tuoi termini, cioè la forza, il potere, l'efficacia effettiva. Questo condividono tutte e due queste realtà. E io credo che questo sia veramente anche il nostro punto di crisi, come posso dire, di esposizione, no? La nostra forse anche impreparazione culturale, perché siamo di fronte a qualcosa di molto, molto, molto potente. L'educazione deriva come necessaria, perché mentre di fronte ad un forno che scotta ci viene tutti quanti come mondo adulto di dire sta attento e non ci mettere la mano, e questo lo diciamo a tutti i ragazzi, a tutti i bambini, qualsiasi età, di fronte a uno schermo di un monitor, un PC, un tablet, una console, non abbiamo ancora la cultura di dire stai attento, perché è molto potente, e tutte le cose molto potenti è chiaro che ci puoi fare la crostata, ma ti puoi fare anche un'ustione del 13° grado, no? Ed è questa ambivalenza che poi magari andiamo ad approfondire. Io credo che noi che siamo neofiti, ecco, diremo così, di questi strumenti, non abbiamo ancora la cultura adeguata per rapportarci con la loro potenza, e che dobbiamo assolutamente, per poter sopravvivere a tutto questo, dobbiamo assolutamente sviluppare, no? Questo tipo di attenzione. Ci dicono, soprattutto i neurologi, che l'esposizione, semplicemente l'esposizione alle onde luminose di questi nostri device, di tutte quelle, fino ai 7 anni su materiale cerebrale che si sta formando, hanno degli effetti collaterali sia da un punto di vista fisico, no? Proprio fisiologico, sia da un punto di vista neurologico, e noi vediamo tanti bambini anche in carrozzina, no? Che sono piazzati davanti allo schermo perché c'è tutto il discorso dell'intrattenimento, no? E dell'ammortizzatore, dell'ammortizzare il tempo. Quindi sicuramente il problema non è dei ragazzi, dei giovani, il problema è degli adulti, di una coscientizzazione del mondo adulto e di un passaggio forte. Invito tutti a pensare, adesso ci sono in vari stati, no, che cominciano a legiferare in merito fino ai 7, fino ai 14, fino ai 16, no? Perché cominciamo a sviluppare una consapevolezza di che cosa? Della potenza dell'oggetto. Mi riallaccio a quello che ha detto lei, perché negli Stati Uniti proprio in queste settimane, tra l'altro la decisione dovrebbe essere presa proprio nei prossimi giorni,
C'è questo tema, ci sono delle cause legali nei confronti delle grosse compagnie che si occupano di social network e piattaforme, perché delle famiglie hanno fatto causa dicendo che la psiche dei propri ragazzi è stata condizionata. E allora, ma da questo punto di vista, come i giovani devono utilizzare i media, come i giovani devono utilizzare queste piattaforme per riuscire a, come dire, non essere influenzati e soprattutto anche a gestirle? Lo chiediamo a Christian Tosolin, che poi il suo pane quotidiano, perché lui ogni giorno proprio si occupa di social media, di Facebook e di tutte le piattaforme che esistono. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io sono venuto qui con dei numeri che ci faranno un po' capire quello che è lo stato dell'arte, del digitale, dell'utilizzo del digitale da parte dei giovani. Ne leggo solo alcuni per farci riflettere e poi proseguiamo con questa tematica. Per quanto riguarda negli ultimi 20 anni l'utilizzo di internet nei giovani tra i 16 e i 24 anni è passato dal 46% al 97% negli ultimi 20 anni. Stiamo dicendo che praticamente tutti o quasi tutti i ragazzi utilizzano internet attraverso i social, attraverso i videogiochi, attraverso le piattaforme digitali. Per quanto riguarda i social media, qui stiamo parlando di un dato di fine 2025, quasi l'85% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha un profilo su almeno un social network. Tra i 17 e i 19 anni supera il 97% questo dato. Tra gli 8 anni e i 16 anni il 94% sempre dei ragazzi usa lo smartphone e 7 su 10 utilizzano regolarmente social e piattaforme streaming. 8-16 anni, quindi partiamo dagli 8 anni. I social media teoricamente dovrebbero essere permessi, chiamiamo così, per legge dai 16 anni, quindi già da 8 anni invece i ragazzi, i bambini, possiamo dire, utilizzano o comunque smanettano sui social media con tutto quello che ne comporta, perché sappiamo bene che i social media hanno tutta una serie di contenuti che non sono adatti per bambini di 8 anni, per ragazzini di 8 anni, soprattutto se non sono mediati da un adulto. Per i 16-24 anni TikTok, YouTube e Instagram sono le piattaforme più usate, con TikTok in testa per il tempo speso. Ecco, questo è un dato su cui voglio fare riflettere. Se per gli adulti il tempo di utilizzo medio è di 2 ore al giorno, legato ai social media, Facebook, Instagram e via dicendo, per i ragazzi supera ben oltre le 5 ore al giorno, soprattutto legato a piattaforme che abbiamo le più recenti come TikTok. Non so se qualcuno di voi è iscritto, ha mai provato a utilizzare TikTok. TikTok è fatto in modo di accentrare l'attenzione delle persone e far perdere completamente la cognizione del tempo. Questo purtroppo fa sì che grande parte del tempo di un giovane sia dedicato a scrollare lo smartphone invece di fare altro tipo di attività. Avendo poi i ragazzini, abbiamo visto, lo smartphone già dagli 8 anni, dai 10 anni, questo smartphone polarizza l'attenzione e la mente delle persone. Quindi, come ha detto Don Ettore prima, non bisogna demonizzare i dispositivi e la tecnologia. Andare contro la tecnologia è come andare contro i mulini a vento. La tecnologia sta andando avanti, il processo di digitalizzazione del Paese e del mondo sta procedendo, dobbiamo però riuscire a cavalcare la tecnologia e non a subirne quelle che possono essere le conseguenze negative. Per fare questo è necessario che ci sia un'attività dell'adulto che possa andare a interagire e intersecarsi su quelle che sono le attività che i ragazzi poi mettono in campo. E questa è la parte più difficile, perché qui vediamo come i social media, ad esempio, sono utilizzati in maniera totalmente differente tra gli adulti e i giovani. E questo i genitori non lo sanno, non lo capiscono, non lo percepiscono. Se io adulto utilizzo Facebook per andare a tendenzialmente raccontare quello che faccio, a farmi gli affari degli altri, perché poi Facebook nasce un po' per questo, non andare a vedere cosa fanno amici e anche nemici e poi magari andare a commentare quelle che sono le
attività quotidiana. Io lavoro in un comune, il comune di Trieste, abbiamo e stiamo utilizzando ormai da più di 10 anni i social media per informare le persone. Bene, i cittadini sfruttano questa tecnologia, proprio i social, per andare a interagire con il comune, per dire la loro, come è giusto che siano. La base della pubblica amministrazione, soprattutto della pubblica amministrazione locale, è proprio legata alla trasparenza, alla partecipazione dei cittadini, per cui stiamo sfruttando, credo, al meglio questo tipo di piattaforme. Dall'altra parte però a livello personale gli adulti non riescono a concepire che ci sia una netta differenza tra l'utilizzo adulto e l'utilizzo dei giovani. Vi faccio un esempio: se voi, non so chi di voi ha un account Instagram, che tendenzialmente, se da prima si basava tendenzialmente sulle immagini e poi passato a brevi video, adesso sta puntando molto su brevi video e su questo tipo di contenuti. Ecco, l'adulto, se andate in un profilo, anche sul mio profilo, trovate centinaia, migliaia di foto, di immagini, di video pubblicati da me sulle mie vacanze o su le attività che faccio, anche su questa conferenza che stiamo tenendo oggi, per promuovere questo tipo di attività. Se prendete 100 ragazzi a caso, andate all'interno del profilo, tendenzialmente il profilo è chiuso, non è pubblico, quindi non potete vedere nulla, e se è pubblico, il ragazzo, soprattutto quelli più giovani, non pubblicano nulla. E allora un genitore qui dovrebbe farsi delle domande, no? Io me le faccio da genitore, ormai mio figlio ha 21 anni, quindi è grande, è già fuori, diciamo, da una certa fascia di pericoli. Ma la domanda che mi faccio è: come mai questi ragazzi hanno dei profili, uno o più profili su questi social, e non pubblicano niente? Proprio perché, come ho detto prima, li utilizzano in maniera totalmente differente dagli adulti. Ed è un utilizzo diverso. Torno a dire, se l'adulto pubblica per far vedere quello che fa, per socializzare, i ragazzi in qualche modo lavorano sulle nicchie, sulle cerchie di amicizie, che sono sempre più strette. E attraverso i social riescono a costruire delle nicchie di amicizie, o addirittura semplicemente a utilizzarli in maniera passiva per andare poi, in qualche modo, anche per non sentirsi tagliati fuori dalla società, perché, se abbiamo visto i numeri, è una società che impone di avere degli account sui social media. Tendenzialmente i ragazzi utilizzano i social media per scambiarsi privatamente delle informazioni, delle immagini, quindi usano i direct message di Instagram, per esempio, per condividere delle informazioni, come noi facciamo quotidianamente su WhatsApp, su Telegram, su quelli che sono i programmi di instant messaging, e lo fanno proprio perché trovano che quella piattaforma sia più adatta agli scambi di informazioni, di foto, di video e via dicendo. Il problema qual è? Che, come ha detto la professoressa prima, non c'è un limite, cioè i ragazzi non sono istruiti a capire quelli che sono i limiti dell'etica della comunicazione, che l'etica della comunicazione ci impone, e soprattutto quello che è diverso tra realtà e virtuale. Reale e virtuale è assolutamente la stessa cosa, cioè io quando scambio un'informazione, un messaggio attraverso lo smartphone, sto facendo un qualcosa nella vita reale, solo che lo sto facendo utilizzando un mezzo digitale. Questa è la grossa differenza, ok? Ma tutto quello che implica poi una pericolosità lo implica nel digitale come lo implica nella vita reale, anzi alle volte è più difficile trovare quelli che sono i pericoli all'interno del digitale, proprio perché tendenzialmente gli adulti non conoscono bene gli strumenti, li utilizzano in maniera totalmente differente. Perché i ragazzi non stanno più su Facebook, ad esempio? Perché hanno migrato su piattaforme dove sanno che i genitori non ci stanno. Okay? Perché i ragazzi hanno più di un account, l'abbiamo visto in questi dati che vi ho elencato prima? Perché ne fanno uno magari pubblico per i genitori e ne fanno uno con un nome diverso, con un nickname diverso per gli amici, in modo che i genitori poi non possano spiare quello che i ragazzi fanno. Allora io sono dell'idea che la famiglia non debba spiare quello che fa un ragazzo, ma debba affiancare e in qualche modo andare a porre dei limiti e soprattutto creare una consapevolezza di quelli che sono i rischi dell'utilizzo del digitale oggi. Rischi che possono essere quelli del cyberbullismo, che è una piaga sociale che sta purtroppo ancora di più dilagando, aumentando, ma rischi anche di quello che posso o non posso condividere, ok?
revenge porn, insomma conosciamo, ci sono tante tematiche che vanno a toccare proprio i temi del digitale. E quindi se i ragazzi non sono adeguatamente preparati mentalmente a capire quelli che sono i limiti, vanno tranquillamente oltre il limite perché dicono non sto facendo niente di male, sto magari mandando solo un messaggio o una foto a un mio amico o un mio conoscente, ecco, senza pensare che questo può avere delle ripercussioni poi nella vita quotidiana di tutti i giorni, ripercussioni che poi vanno a finire a pioggia sui genitori, sulla scuola e coinvolgono un po' tutti. Professoressa Rondini, dottor Torosolini ha detto delle cose un po' allarmanti. Lei ogni giorno si confronta a scuola con questi ragazzi, ma in particolare lei è proprio anche docente di religione. Allora, è interessante sapere sia qual è il riscontro diretto che lei ha ogni giorno, immagino quotidianamente, perché le capiterà sicuramente qualche episodio che magari ci può raccontare per farci comprendere qual è la situazione reale, ma anche la Chiesa, come si rapporta con questo fenomeno? Allora ci provo. Ci provi. Allora, i miei ragazzi vanno dai 14 circa ai 20 e sono parzialmente fuori dalla fascia di rischio più pesante, nel senso che sono già più smaliziati di quelli di 8, di 10, di 12, eccetera, e hanno alcune idee abbastanza chiare. Pescano dalla stessa rete anche alcune informazioni, per esempio su quelli che sono i rischi, e man mano insomma diventano maggiorenni, guidano una macchina, votano per la Repubblica, quindi c'è un processo, no, poi di maturazione. Io credo che quello che abbiamo sentito sia verissimo e che la grande differenza è che per questi ragazzi non esiste l'esperienza di un mondo senza queste cose. A me ha fatto molta impressione leggere che dal 2025 nascono i beta, la generazione beta. Questi bambini nati dall'anno scorso non avranno un'esperienza, non potranno vivere un'esperienza di un mondo senza l'intelligenza artificiale. Ma come posso io, nata negli anni 60, immaginarmi il mondo di questi ragazzini? Questo, no, è la differenza, anche la grande difficoltà, no? Perché per loro è normale, anzi userò una parola antropologicamente carica, un po' di provocazione, per loro è naturale vivere in questo tipo di realtà, perché è la loro realtà. Allora, Khalil Gibran dice: tu non potrai neanche nel tuo sogno più spinto capire la realtà che vivranno i tuoi figli, no? Usa la metafora dell'arciere, dell'arco, no? Tu sei l'arco, sei l'arciere, tu stai fermo e i figli vanno avanti, ma tu non potrai assolutamente vivere quel tipo di realtà. Quello che noi possiamo fare è dare degli strumenti che sono di due tipi, secondo me. Il primo sicuramente strumenti tecnici, cognitivi, etici, no? Critici, di analisi critica, per far capire il forno scotta, non ci mettere la mano sopra, una volta che ti sei ostionato cosa devi fare, eccetera, eccetera. Quindi dare degli strumenti di comprensione, di conoscenza, eccetera. Ma l'altro deve essere assolutamente la costruzione di un ambiente fiduciale dove tra generazioni diverse ci scambiamo le esperienze, perché sono d'accordissimo che un atteggiamento adulto di solo controllo, che è quello che tecnologicamente ci viene immediato e più spontaneo. Noi abbiamo fatto con UCIM per i genitori proprio, no? L'anno scorso tutta una serie di incontri sulle dipendenze anche dal digitale, eccetera, e abbiamo fatto un incontro con un ispettore della Polizia Postale e lui ci diceva che il 100% delle domande che fanno i genitori è come far funzionare i loro strumenti tecnologici del controllo. E quindi
ma mia figlia mi può disattivare da remoto il parental control e io come mi rendo conto che il mio parental control non funziona? Allora mi viene da dire, ok, il parental control, ma forse bisogna lavorare contemporaneamente su un habitat, su un rapporto fiduciale dove ci parliamo anche di queste cose, a casa, a scuola, in chiesa, indipendentemente dove lo facciamo. E io credo che questo sia più difficile perché pretende molta esposizione, molta energia, molto tempo da parte degli adulti e anche proprio molto coinvolgimento, no? Molta esposizione. Vi ricordate quando il nemico pubblico numero uno era la televisione, no? Tempi felici, dove la nuova babysitter e metterli davanti e no, e fino alle 8:30 e carosello e questo e quell'altro, eccetera. Qua siamo di fronte a un Moloch molto più grande, no? Della televisione. Però che cosa si doveva fare? Si doveva controllare, si doveva educare, si doveva spiegare, si doveva dire che c'era tutto un menù, cioè con questi mezzi ci puoi fare di tutto. Io mi sono andata anche a guardare qualche cosina perché io non lavoro su questo, lavoro sui ragazzi, no? Rendere la visita dal dentista meno dolorosa perché ti mettono gli occhialini là, ti fa partire, quindi sei distratto dalle cose. Formazione degli impiegati con scenari della vita reale, la signora che ti rompe lo sportello, no? Te la trovi in 3D, ti fanno vai, che cosa devi dire, cosa non devi dire. Aiutare le persone paraplegiche a riacquistare le capacità motorie. Con sempre il virtuale si ricreano delle situazioni dove queste persone devono a livello muscolare fare degli esercizi, eccetera. Disturbo da stress post-traumatico, far rivivere in maniera controllata il disturbo che ha scatenato psicosi, addestrare gli studenti di medicina senza effetti collaterali gravissimi, trattare gli attacchi di ansia con questo per esempio attraverso la ludicità, il discorso del DIP, no? Di questa versione profonda di un esercizio che attraverso la respirazione profonda ti permette di, questo sempre in scenari virtuali, aiutare bambini e adolescenti con autismo per esempio a sviluppare abilità sociali, aiutare nel business perché chiaramente costa di meno questo tipo anche di aggiornamento degli impiegati, modellare meglio i disegni in architettura e testare gli ambienti prima di costruirli, testare la sicurezza delle automobili, pianificare vacanze, didattica esperienziale, formazione immersiva, lavoro da remoto e collaborazione, meditazione, relax, gaming, fitness, arte e disegni 3D e poi la protipizzazione. Cioè, è come la televisione, diceva Zavoli, se il menù ha 150.000 vivande, però tu mangi solo cotica, figlio mio, no? Anche la responsabilità è tua. Quindi far capire in questo habitat della fiducia che lo strumento è potente, ma che ci sono veramente tantissime scelte e tantissime cose positive, tanto che vengo al discorso della Chiesa, io naturalmente sono una fan del Papa Francesco e lui diceva che la tecnologia è un regalo, è un dono. E tu dici sì, è un dono delle scoperte, no, è un dono di Dio la tecnologia, quindi sulla tecnologia non si sporca, non si sputa, non si massacra, non si demonizza, eccetera. Che la rete è una risorsa straordinaria. Attraverso che strumenti? No? È la scoperta dell'acqua calda. Umanizzazione, educazione e libertà. Allora, torno sui primi due, no? Umanizzazione e educazione. Allora, è chiaro che questi strumenti, anche noi adulti, ma soprattutto i ragazzi, li usano per che cosa? Sì, per socializzare, ma è tanto anche per divertirsi, no? Per giocare, per il discorso della ludicità, del divertimento, eccetera. Allora, l'umanizzazione è per esempio che come per la televisione un programma 50 minuti, anche qua no? Si mette il tempo, anche qua è un'educazione, lo facciamo assieme. Oppure il discorso della ludicità. Il gioco non è demoniaco, ma se gioco 12 ore al giorno, chiaramente mi faccio un danno. Quindi il processo di umanizzazione e di educazione è fondamentale. Spendo una parola sulla libertà.
io credo che noi dobbiamo assolutamente educare i ragazzi a capire quanto questi strumenti usino la seduzione, cioè la tecnologia è seduttiva nella maniera anche, lo dico più negativa, ma più inquietante, diremo, del termine. Per esempio, i ludopatici hanno degli strumenti tecnologici incredibili, ma anche chi fa pubblicità, per esempio, al gioco digitale, ai casinò, usa delle grafiche bellissime, perché ti vogliono proprio sedurre, no? Ti vogliono completamente irretire. Allora è chiaro che un bambino di 8 anni di fronte a questo, no? Un ragazzo dei 14, un ragazzo dei 16 va accompagnato a dire: guarda che lì c'è il serpente, no? Che ti vuole, ma questo chi glielo deve dire? Chi lo deve accompagnare? Io torno sempre all'adulto, scusi se ho sto pallino. Sicuramente ci deve essere una supervisione. C'è un aspetto positivo, abbiamo capito, da queste piattaforme digitali, che comunque è quello di creare comunità, di creare relazioni, interrelazioni tra ragazzi. È un modo forse più semplice in cui anche magari i timidi riescono ad approcciarsi all'altro senza avere dei limiti, magari dal punto di vista personale ci sono. C'è un altro tema però che sicuramente va preso in considerazione. Molto spesso i video che si trovano su queste piattaforme sono violenti, come sono anche molto spesso violenti tutti i videogame che vengono, come dire, diffusi. Allora, che rischi o che benefici ci possono essere dalle piattaforme e dai videogame? Quali limiti andrebbero posti, o esistono anche dei limiti in questo momento che vanno rispettati ma che invece non vengono ovviamente osservati? Cristian Tosolini. Allora, per quanto riguarda il mondo videoludico, e non è una cosa di oggi, ma io sono stato un videogiocatore per tantissimi anni, con i primi computer, le prime console uscite, adesso inizio ad avere una certa età, però rimango comunque aggiornato su quel mondo, perché poi c'è passato mio figlio, insomma. Io sono sempre stato a favore dei videogiochi perché in qualche modo stimolano la creatività, poi dipende anche dal tipo di videogioco, stimolano la creatività e i riflessi dei ragazzi e quindi sono un qualcosa di positivo. La parte, diciamo, di attenzione è sempre quella legata al tipo di videogioco, quindi esistono videogiochi tipo GTA, che non so se conoscete, ma che sono tendenzialmente spingono azioni di violenza quotidiana in una città molto simile a quella reale. Non è che io qui parlo proprio per esperienza personale e vi do la mia chiave di lettura, non sono contrario nemmeno a videogiochi di guerra, perché finché al ragazzo viene spiegato, al bambino, al ragazzo in questo caso viene spiegato che è un videogioco, che stanno giocando e che possono scaricare magari rabbia, frustrazione all'interno del videogioco, secondo me la cosa funziona, va bene. L'importante è che ci sia, diciamo, questa attenzione da parte dei genitori, insomma, degli adulti, perché se manca il ragazzo potrebbe non capire più quella che è realtà da quella che è finzione. Abbiamo toccato il tema dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente anche nei videogiochi, e se prima il videogioco in qualche modo aveva delle possibilità numerose ma anche numerate, con un numero definito di azioni da poter fare, con l'intelligenza artificiale diciamo che il videogiocatore potrebbe rischiare di non percepire più proprio quello che è un mondo reale da quello che è un mondo virtuale nel videogioco. Quindi il mio consiglio è sempre quello della massima attenzione e il massimo coinvolgimento dei genitori. Dire no, non usi la console, il computer, secondo me è sbagliato. Invece dire lo vediamo insieme, insegnami, fammi vedere, perché poi sappiamo che i ragazzi, quelli che noi chiamiamo nativi digitali, che poi non vuol dire niente, nativo digitale significa semplicemente che sono nato in un'epoca in cui il digitale era già presente, ma non significa che lo so governare il digitale, ok? E quindi
la differenza tra giovani e adulti è proprio questa: i ragazzi sanno utilizzare, possiamo chiamarli smanettoni, sanno utilizzare meglio le piattaforme digitali, i videogiochi. L'adulto però, in questo caso famiglia, educatore e scuola, deve avere le capacità di porre dei limiti e, come ha detto prima la professoressa, di far capire anche quelli che sono non solo i limiti ma le pericolosità dello strumento. Mi viene in mente, pensando al mondo della scuola, quanti insegnanti si rifiutino di toccare queste tematiche, i social media, l'intelligenza artificiale, perché non conoscono il tema e perché hanno paura che i ragazzi che si trovano in classe ne sappiano 1000 volte più di loro. Ecco, questo è secondo me uno sbaglio da parte degli insegnanti. L'insegnante non deve sapere più dei ragazzi, non riuscirà mai a colmare quel gap generazionale che c'è sul fronte digitale. L'insegnante è quello che deve dare le basi sull'utilizzo del digitale, i limiti sull'utilizzo del digitale, far ragionare su quelli che possono essere le pericolosità, non conoscere perfettamente come funziona l'intelligenza artificiale, non arriverà mai a colmare quel divario che c'è generazionale. Quindi l'aspetto è questo. Dall'altra parte il genitore, anche lui, per mancanza di tempo, perché è oberato di lavoro, per la stanchezza, sappiamo tutti che insomma siamo tutti strapieni di cose da fare, prendersi del tempo per andare ad analizzare insieme con i figli questa tecnologia, chiedendo anche aiuto, no? A me è capitato alle volte di trovare dei ragazzi più giovani, quindi chiedevo come utilizzare al meglio determinate piattaforme che poi possono essere utilizzate per il mio lavoro, ma magari mentre i ragazzi le utilizzano per divertimento. Ecco, questo tipo di coinvolgimento fa sì di creare un rapporto che non sarà mai un rapporto paritario. Parliamo delle due lingue differenti, giovani e adulti, ma non dobbiamo parlare la stessa lingua, dobbiamo trovare dei punti in comune per capire meglio come andare a utilizzare determinate tecnologie. Sull'intelligenza artificiale lo Studium Fidei ha redatto una carta, la Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale, e al suo interno si parla di formazione collegata più al mondo del lavoro, ma in realtà oggi abbiamo capito anche che la formazione serve anche per chi va a insegnare i giovani o chi anche deve approcciarsi nei confronti dei giovani, non dico sullo stesso livello, ma sicuramente da pari. Monsignor Malnati, la Carta di Trieste pone tutta una serie di considerazioni riferite a varie professioni, però dà grande attenzione all'aspetto etico e al ruolo dell'uomo in un mondo digitale che è sempre più veloce e che di giorno in giorno conquista terreno. L'intelligenza artificiale è un dato di fatto. Quando inizia, forse qualcuno che è vicino alla mia età si ricorda quando si andava a fare la spesa, facevano le operazioni del più e del meno. Poi è entrato subito il computerino, no? Che faceva lui le operazioni del più e del meno. Quindi questi giorni ho trovato un mio coetaneo che mi dice: guarda, io più e il meno lo so fare, ma la moltiplicazione e la divisione mi sono dimenticato. Cioè, l'intelligenza artificiale ci dà l'opportunità di facilitare determinati compiti. Però attenzione, io ricordo che quando ho cominciato a darmi il computer, eccetera, no? E quindi lasciare da parte la scrittura manuale, io ho fatto un ragionamento. Questo. Ho impiegato tanti anni per fare la scrittura, anche la bella scrittura, perché nelle mie scuole si faceva anche bella calligrafia allora, perché devo buttare tutto via per il computer. Ho fatto la scelta di continuare a scrivere a mano, però mi sono tagliato fuori, da quella che è la vita di oggi. L'altro giorno vado in banca,
Senza il computer non si fa niente. Ai miei tempi andavi dal medico, non guardava il computer, ti visitava, vedeva. Cioè il mondo è mutato. Quindi è necessario cavalcare dal punto di vista umano la tecnologia che è stato il prodotto, come diceva lei, giustamente valutato anche positivamente dal Magistero della Chiesa, ecco, un grande aiuto. Ma l'aiuto non deve farmi dimenticare la ragione per cui io so fare la divisione e la moltiplicazione. Cioè l'umanizzazione e quindi la tecnologia, i due aspetti, intelligenza naturale, intelligenza artificiale, devono andare in sinergia, con una verifica, e la verifica della governance, dal punto di vista politico, ma anche la governance dal punto di vista del soggetto, a quale punto mi orienta questo tipo di rapporto con l'intelligenza artificiale? Cioè l'algoritmo che etica porta con sé? Diceva una persona che chiede all'intelligenza artificiale la parabola del figlio al prodigo. L'intelligenza artificiale riporta la parabola e non fa alcun commento, chiude. Quell'algoritmo cosa porta con sé? Ragioni in cui non vuole presentare un aspetto culturale, confessionale, quello che volete, cioè è un algoritmo gestito da chi? Il grande problema è la creazione dei algoritmi con un criterio, e qui appunto la Carta di Trieste ha voluto con molta semplicità, con 10 articoli, sottolineare questo aspetto. Vogliamo dare realmente una dimensione di responsabilità etica, di una cultura aperta, di una valorizzazione di un certo tipo alla realtà che noi offriamo, come diceva lui prima, ai ragazzi adolescenti e agli adulti poi? Oppure semplicemente lasciamo che le multinazionali facciano soldi o plagino un progetto? Il mondo del plagio culturale, sociale, etico, religioso non passa più per le crociate, passa attraverso questi strumenti. Allora diventa importante creare una governance, come nel 1948 si è fatta la Carta dei diritti dell'uomo, che poi è calpestata da tutti purtroppo. È necessario oggi come oggi fare una Carta dei diritti del cittadino, del piccolo, del grande, ad avere una visualizzazione il più possibile oggettiva, difficile, una dimensione oggettiva al 100%, ma un'oggettiva secondo ad esempio la criterialità della cultura occidentale, l'incontro della cultura occidentale con le altre culture. È vero che noi cristiani siamo cani, è vero che i musulmani sono tutti violenti, è vero che gli ebrei vivono nella vendetta, cioè entrare in una logica di dialogo nella verità, non soltanto in un percorso così a senso unico, confessionale o di una certa cultura. È necessario oggi come oggi entrare in una realtà globale, sia per il soggetto, quindi un'antropologia completa, come dice il Concilio, ma anche di fronte a una lettura oggettiva, no? Di quello che è stato lo sviluppo culturale, gli Inca, gli indiani, la cultura dell'India, del taoismo, eccetera, del confucianesimo, eccetera, come hanno sviluppato, diciamo, il rapporto
di una certa emancipazione per quel territorio, con quella lingua, in quel consenso, in una realtà oggettiva. Allora, se noi giustamente crediamo al dialogo, io ci credo, ci ho creduto tutta la vita, magari sono sta bidona poi, ma questa è un'altra storia, ma il dialogo è fondamentale, alla base, oggi come oggi. Il fatto che si diceva prima, no? Ricordo che sono venuti in seminario 10-15 anni fa degli esperti di un altro seminario famoso in Italia, no? E presentavano un aspetto educativo e dicevano: bisogna nel tempo di Quaresima, nel tempo di Avvento, togliere i telefonini dai seminaristi. Io ho detto: tu sei un cretino, io devo educare a non usare, non a togliere, perché quando poi non c'è più, diciamo, io ti tolgo e ce l'hai in mano, come so, cosa fai? È tutto il progetto educativo. Ora noi siamo in una società dove il genitore vuole impedire al figlio di vedere questa cosa qua. Ma, come dice lui, hai parlato con tuo figlio per far capire che quel progetto è velenoso? O semplicemente no, adesso sì, la televisione non te la vedi più? O quel progetto là mi te butto via il programma? No. Bisogna educare, rischiare, parlavo di libertà, bisogna anche avere un certo rischio, ma in un rischio che va accompagnato. Quando un giovane entra nel mondo della droga, cosa fa il 70% dei genitori? Prima di tutto che diside tutti al fio, di tutto. Secondariamente lo penalizza. Terzo, lo presenta al SART, ossia quello come si chiama. Ma sì, ma se lava le mani. Il genitore è disposto a pagare il CERT, ma non si mette in gioco la famiglia. Sì, è penalizzata, perché il figlio gli ha portato via un sacco di soldi, perché gli ha sporcato il nome, però si è buttata in rete con il figlio, perché il figlio abbia a capire la sofferenza dei genitori, ma anche la preoccupazione, ma anche la condivisione. O ha vergogna di camminare con il figlio drogato, andare a prenderlo, manda il carabiniere. C'è tutto un mondo, vedete, di perbenismo che non serve a nulla di nulla. Allora è necessario che ci sia la corresponsabilità, che ci si fidi anche di chi è in una dimensione di difficoltà e ci si affidi a quello che è il senso di responsabilità del soggetto, ma anche degli amici. Se c'è il bullismo nel senso negativo, che stravolge la vita di un gruppo, c'è anche il senso di una solidarietà che può portare fuori da una dimensione negativa. Ricordo che quando sono andato a San Patrignano, perché c'erano giù 2 ragazzi che purtroppo avevano questo problema, ecco, mi diceva una signora che si occupava di quello, è necessario creare attorno a loro una catena benefica, cioè gli amici non che portano al male, ma che rendono conto: guarda che io sono passato di lì, io sono passata di lì e mi è capitato questo. Guarda, noi possiamo esserti vicini. Manca il senso della solidarietà educativa e i genitori che fanno tanti sacrifici spesso sono dei Pilato, si lavano le mani. I primi a lavarsi le mani è la società, ma anche la Chiesa qualche volta. Siccome questa persona è in un certo tipo di difficoltà, no, questo in oratorio non viene più. È lo sbaglio più grande. È lo sbaglio sia per chi è nella difficoltà che anche per coloro che sono attorno. Allora qui manca tutto una formazione di educatori. Se manca questa formazione di educatori è chiaro che noi possiamo sperare poco. Allora bisogna rimboccarsi le maniche, guardare un po' meno ai soldi, un po' meno alla carriera, ai genitori un po' meno andare alle Shell o di qua o di là, a condividere la fatica dei propri figli. Non con punizioni, togliendo,
ma anzi arricchendo con che cosa? Con la propria presenza, anche quando la propria presenza dà fastidio al momento al ragazzo, ma poi quando cresce si rende conto che comunque papà e mamma hanno rischiato con lui. Se non c'è questa riflessione c'è una disistima nei confronti dell'adulto e una disistima nei confronti della famiglia. Questa è la mia povera esperienza di 55 anni che sono prete accanto ai ragazzi. E spesso i ragazzi, quando poi vengono fuori da questi percorsi, ci dicono: ma noi siamo stati abbandonati come leprosi. Sì, mandati qua, di là, paga questo, ma c'è mancata la vicinanza dell'educatore, c'è mancata la vicinanza del genitore. Questa è la mia esperienza. Abbiamo ancora 4 minuti giusto per un giro di tavolo con i nostri ospiti. Professoressa Rondini, Donetta ha parlato di algoritmi, di video falsi, di queste cose qua, ma lei con i suoi studenti, le è mai capitato di parlarne? Cosa dicono loro rispetto a questo? Sono consapevoli di questo rischio? Allora, ripeto, i miei sono grandi e mi sembrano molto consapevoli e hanno una riflessione. Le dico, per esempio, io ho 2 figli, uno che non ha impattato, no? È grande, non ha impattato tanto su questo, l'altro ha circa l'età del figlio di cui si parlava prima, e lui mi ha messo sul cellulare il parental control, perché io altrimenti smanettando non ci vedo, no? Devo mettere, fa mamma sempre cambi tutto, e lui da remoto mi sistema di nuovo le cose e fa, no? Per cui questo secondo me è quello che i ragazzi anche affettuosamente, io vedo a scuola, professoressa, non così, no? Con pazienza, no? Deve far così, deve far colà, ma è chiaro che loro padroni, io non mi posso mettere in concorrenza, no? Con i ragazzi, e non posso assolutamente mettermi in concorrenza con le macchine, cioè questa è la cosa fondamentale. Perché abbiamo sta vita frenetica? Ma perché ci mettiamo in concorrenza con un qualcosa, con una realtà di tipo tecnologico, meccanico, che sarà sempre più veloce di noi. Siamo noi che dobbiamo rallentare. Cioè io prendo il cellulare per mandare un messaggio e che cosa faccio? In maniera seduttiva, no? E guardo il messaggio di questo, né? Spegnete dopo 5 minuti il cellulare e il messaggio non l'avete mandato. Non l'ho mandato, perché mi sono fatta portare da quello che è la modalità della macchina. Allora io credo che siamo di fronte a una grande questione, che è quella della tecnologia. Io volevo dire questo. Noi poggiamo i piedi su una tettonica a zolle che è cambiata. E sotto di noi non c'è il magma, ci sono questi famosi big data, ci sono tutti, lui li ha chiamati gli algoritmi, cioè ci sono, è la realtà delle cose, no? A cui noi possiamo attingere, ed è enorme, è sterminata. Io volevo mettere un tassello, una parola, che è ambivalenza. Allora, questi big data io li posso usare sia per incrociare i dati e catturare Matteo Messina Denaro, sia per farmi acchiappare dalle aziende che ogni volta che dicono accetti, no, entro il sito, accetti, sì, accetto, se no non mi fai navigare, e mi becca, no, l'identità, e quindi dopo mi arrivano tutte le pubblicità, le cose. Allora, l'ambivalenza è questa, il pacchetto è questo qua, se lo prendi coscientemente, lo prendi intero. La seconda cosa, secondo me, di fronte a questa tecnologia, il cosa, dobbiamo, come diceva Ettore, sostanziarla con il perché, cioè da quello che è il dato oggettivo io devo arrivare a dare una risposta di senso. Ma che senso ha smanettare con tutti questi dati? Che senso ha ricorrere alla macchina per fare alcune cose? E io credo che il rischio più oggi che stiamo correndo è che stiamo dando alle macchine
questo livello invece più di tipo esistenziale, di senso, no? E questo porta a una disumanizzazione, questo non può essere accettato. Abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di futuro, leggiamo in questi giorni sui media tradizionali e sui media digitali che in Cina addirittura abbiamo le badanti umanoidi, abbiamo le babysitter umanoidi, ma cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Cristian Tosolini, magari lei ci riesce a dare un seme di speranza in conclusione. Concludi tu. Ma allora, speranza è l'ultima a morire, si dice, no? Quindi diciamo che Allora non siamo più funerari. No, infatti. C'è un processo di implementazione della tecnologia che si sta moltiplicando nel giro, non dico di giorni, ma proprio di minuti. Ogni minuto c'è un qualcosa di nuovo che bolle in pentola. È difficile che l'essere umano riesca a star dietro a tutte queste modifiche, a tutte queste implementazioni. Bisogna stare attenti però perché se non si cavalca, come si è detto prima, questo percorso di digitalizzazione e soprattutto non si mette naso nella tecnologia dell'intelligenza artificiale, ad esempio, si rischia poi di essere fregati sul mondo del lavoro, nel mondo della scuola. Ecco, quindi dire di no a priori è sbagliato. Bisogna utilizzare la tecnologia con la curiosità di capire come funziona, con la curiosità di dire come può aiutarmi, senza fare in modo che però mi spenga il cervello, no? Perché utilizzare l'intelligenza artificiale deve essere un qualcosa che va a sgravare determinati lavori, magari ripetitivi o più pallosi da fare, ma comunque devo sempre tenere attiva la testa, perché ovviamente l'intelligenza artificiale, per quanto possa diventare in qualche modo senziente, speriamo fino a un certo punto, ecco, non potrà mai avere insomma quei sentimenti che sono propri dell'essere umano e che mettono un gran divario insomma tra le macchine e le persone. E con questa consapevolezza, con questi auspici di Cristian Tosolin, ringraziamo la professoressa Rondini, il Monsignor Malnati e ci ritroviamo al prossimo appuntamento con lo Studium Fidei. Grazie e arrivederci.